Sarà una partita decisiva e importante quella di sabato, che la SEA Paragona gioca in casa ad Agrigento al Palasport con la capolista Messina. Dopo un'accurata preparazione atletica, la squadra del presidente Nino Di Giacomo si vorrà riscattare dall'ultima sconfitta e farà di tutto per riportarsi alla vittoria. Insomma, un vero e proprio big match. È un Aragona determinato, concentrato, che non abbia troppi pensieri, ecco. Se secondo me le ragazze riusciranno, naturalmente la pressione del risultato c'è, è inutile nasconderselo, però se riusciranno a tenerla in un angolino, no, per così dire, come stimolo e non come peso, io sono molto fiducioso perché vedo le ragazze tutti i giorni, allenamento, so quello che è il loro potenziale, si tratta di riuscire a metterlo in campo, a restituire prima di tutto a noi stessi e poi naturalmente a tutti quelli che ci guardano tutto il lavoro e la fatica che facciamo tutti i giorni. Avversario che giustamente, se in quella posizione di classifica evidentemente ha delle qualità e dei meriti, ma questo lo sapevamo insomma dall'inizio, da quello che era la composizione del roster e da quelle che sono le ambizioni societarie. Una squadra che gioca una pallavolo molto rapida, molto veloce e quindi dovremo essere bravi a prendere le giuste contromisure. Ma tanto la differenza la fa sempre fare un punto, due per la precisione, perché ce ne vuole uno di scarto. Alla fine si possono fare tanti discorsi, ma poi la pallavolo è più semplice di come noi tante volte vogliamo farla. Ci sono 9 per 9 da gestire bene sotto i nostri piedi, 9 per 9 metri da attaccare nella giusta maniera dall'altra parte della rete, conta solo quello. Sarà una gara bella perché comunque è una sottospecie di derby e in questa partita noi ci giochiamo tutto, ne siamo consapevoli e daremo tutto quello che c'è da dare per portarla a casa. Temo che come tutte le altre squadre sicuramente arriveranno qui non per giocare una partita cioè, facile, ma come tutte le squadre che giocano contro di noi daranno il 100%. E ora sta a noi appunto giocando in casa a dare quel più per portarla, per vincerla. Cioè comunque ci vuole una forte reazione, è una partita questa che ci aspetta molto importante come abbiamo detto e sicuramente quello che abbiamo imparato dalla partita di Modica è che il carattere in queste partite deve venire fuori e sono sicura che tutta la squadra lo farà e io in primis ci metterò tutto quello che ho per aiutare le mie compagne e per far vedere che comunque ci meritiamo questa vittoria e non dico questo campionato, però abbiamo veramente fatto tanti allenamenti, siamo qui da tanto tempo e non ci meritiamo di concludere così.